È un'iniziativa che stiamo mettendo a terra per le Olimpiadi per quanto riguarda i vigili e la protezione civile, ma anche un'ottima collaborazione per quello che è lo sviluppo artistico e culturale che Treviso sta facendo. Cortina chiama, Treviso risponde. In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, il comune bellunese chiama in forza i principali comuni veneti per chiedere che vengano dati rinforzi in termini di agenti della polizia locale e personale della protezione civile per riuscire a gestire al meglio la sicurezza in quei 2 mesi in cui Cortina sarà al centro del mondo sportivo. Firmato per questo con la città di Treviso un protocollo di patto di amicizia, parla il sindaco Mario Conte. Metteremo a disposizione la nostra polizia locale e la nostra protezione civile e ringrazio anche il comune di Cortina perché diventerà anche un po' la nostra vetrina per gli eventi culturali a partire dalla mostra da Picasso a Van Gogh di Marco Goldin. Collaborazione tra i 2 comuni che prevede dunque un impegno amministrativo ma anche culturale. Focus principale sarà anche la comunicazione gestita attraverso canali digitali, creando una rete di promozione turistica interterritoriale anche in ottica post-olimpica. Sui numeri degli agenti, ora la palla invece passa ai tecnici. I rispettivi comandanti della locale infatti già dai prossimi giorni cominceranno ad incontrarsi per stabilire di quanti uomini e donne il comune di Cortina avrà necessità. Per il momento si sa che i turni saranno settimanali per consentire una rotazione degli agenti in forza. Noi abbiamo 7 vigili urbani, dovremo arrivare dai 30 ai 40 almeno per garantire il servizio che ci viene chiesto dal CIO e su quello ci stiamo muovendo. Noi metteremo a disposizione tutte le forze che possiamo mettere compatibilmente con quelle che sono anche le esigenze della nostra città. Ma il sindaco anticipa le polemiche sulla sicurezza in città. Io continuo a rappresentare la terza città più sicura d'Italia, poi è evidente che la nostra comunità ha una sensibilità molto alta che va rispettata e l'asticella non deve essere abbassata. Penso però anche che quei 2 mesi, pur mantenendo inalterati i servizi nella nostra città, possiamo dare un supporto fondamentale a Cortina.